Continua a tenere il banco la vicenda relativa al bando delle periferie. Il sindaco Lillo Firetto ha incontrato ieri mattina a Roma i vertici burocratici della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al termine ha dichiarato: si fa un gran parlare solo per polemizzare o attaccare senza conoscere i fatti. La verità è solo una, è quella che conosciamo da giorni, intorno solo chiacchiere e propaganda. La verità, appresa ieri con assoluta certezza, è che i fondi per le periferie non ci sono più. In barba a tutte le convenzioni e ai contratti, un bando pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato totalmente disatteso, afferma il primo cittadino di Agrigento. Ciò vuol dire che se a parole il governo Conte parla di blocco dei finanziamenti fino al 2020, in vero non c'è un solo provvedimento finanziario che certifichi la riserva di decine di milioni di euro. Credo di poter affermare, continua Firetto, senza tema di smentita, che uno scippo di tale portata non sia mai stato compiuto nei confronti della città e degli agrigentini. Primo perfino a quella della famigerata legge 70 del 1976 per Agrigento, che aveva destinato 25 miliardi di lire. Allora l'amministrazione non fu in grado di produrre un'idea progettuale e tutto andò perso. Ora, con un netto cambio di marcia, con duro lavoro, eravamo riusciti ad avere l'ok per dare ossigeno alle imprese e alle famiglie della città. Ecco allora che questo governo ci toglie ogni speranza. Vogliono far ripiombare la città in fondo e stroncare sul nascere ogni altro tentativo di ripresa. Noi non ci fermeremo, afferma Firetto, continueremo insieme a centinaia di città a difendere le periferie d'Italia e i loro programmi di rinascita. Proseguiremo nella rivendicazione di un diritto che abbiamo acquisito per il valore della nostra proposta. Confermiamo pertanto la Costituzione in giudizio, come moltissime altre città d'Italia, insieme all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che si costituirà ad adivandum. Sulla vicenda interviene il consigliere comunale Gibilaro. Come volevasi dimostrare, afferma Gibilaro, mi tocca pure difendere Firetto. Roma, Agrigento, per apprendere una verità assoluta, la certezza che i fondi del bando per le periferie non ci sono, afferma il consigliere comunale Gibilaro. Sono più e che non c'è un solo provvedimento finanziario che ne certifichi la riserva di decine di milioni di euro. Verosimilmente per questo governo il valore giuridico della convenzione firmata in data 10 gennaio 2018 tra i comuni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti il 26 marzo 2018 e trasmessa a tutti i comuni in data 9 aprile, equivale a quanto al 2 di coppe con la briscola a mazze, afferma Gibilaro. Qualche giorno fa in una nota avevo concluso, sperando che le somme a oggi congelate del bando periferie da parte del governo in un prossimo futuro non siano destinate ad altri scopi. Evidentemente, continua Gibilaro, non mi sbagliavo. La città di Agrigento, così come altre città italiane, non possono subire azioni governative di questa portata. Condivido pertanto l'eventuale azione del sindaco Firetto, che insieme a centinaia di città cercheranno di difendere le periferie d'Italia e i loro programmi di rinascita mediante la costituzione in giudizio ad adivandum dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia.